Buonasera, sono Riccardo Costantini e a nome di tutto il festival benvenute e benvenuti a Cinema Zero. A Pordenone, come titolano i principali quotidiani nazionali e facendoci arrossire, chissà se è vero, la capitale italiana del documentario e da poco anche capitale italiana della cultura 2027. Questo è vero. Good evening. His name is Riccardo Costantini. On behalf of all the festival, welcome to Cinema Zero in Pordenone. As the main Italian newspaper would say, making us blush, this is the Italian capital of documentary films. And God knows whether this is true. In a while, it's going to also be the Italian capital of culture in 2027. Introducendo la città vincitrice, il ministro della cultura Giuli ha parlato di un progetto in cui il cinema e i diritti civili erano protagonisti. Siamo noi allora, ci siamo detti sottovoce. Sono infatti moltissime le azioni che Pordenone Docs Fest mette in campo, anche con il nostro pionieristico manifesto del rispetto. È una novità a livello nazionale. Ci impegniamo per una cultura per tutte e per tutti. Un esempio: le serate godono dell'interpretariato in lingua italiana dei segni, grazie oggi a Giovanna Vessia e anche a Laura Mighetti per la traduzione inglese, per i molti, sempre di più, ospiti stranieri. Talking about Pordenone, the Italian Minister of Culture spoke about a project where cinema and civil rights play a key role. And so we said, well, this is us. So we took different actions, and even with our pioneer manifesto, talking about respect, which is something new at a national level, we engaged for a culture for everyone. So just an example, at night you are going to see the translation into the Italian Sign Language given by Giovanna, and the translation into English by Laura, myself. 18 edizioni, sono 18 anni. Sono simbolici perché rappresentano in genere maturità, chissà se è vero anche qua. Molti di noi lavorano al festival dalla prima edizione, ma siamo felici che il team del festival dia spazio sempre a professionisti giovani. Facciamo da subito un applauso alla squadra che ha lavorato a un'edizione che speriamo, ce l'auguriamo davvero, sia ricca ed entusiasmante per voi. So this is the 18th edition. It means that 18 years have elapsed. And this is symbolic because it means we have grown up. God knows whether this is true. Many of us have been working at the festival since the first edition, but we're happy that the festival team is now giving room to very young professionals. So let's give a round of applause to the whole team that has made this edition possible, and hopefully it's going to be a very exciting edition for you, the audience. So a big round of applause to the team, please. Ovviamente non siamo tutte e tutti, questo è solo il team che lavora tutto l'anno sul festival con qualche intruso, come avete visto. Accanto a me c'è Silvia Carobbio, fa parte del comitato di selezione e con Irene Tommasi e Federico Rossin ha guardato la bellezza di 400 film, il tutto per consegnarvi il meglio del documentario internazionale. Clearly, on screen, you have just seen some members of the team that is working throughout the year for the festival. And next to me, you can see Silvia Carobbio. She's a member of the selection committee, together with Irene Tommasi and Federico Rossin. She's been watching over 400 films in order to give you the best of international documentary films. Buonasera a tutte e a tutti. Pordenone Docs Fest cerca di raccontare il mondo. In 5 giorni viaggeremo da Gaza, alla Terra del Fuoco, alla Corea del Nord, all'Iraq, da Cuba alla profonda provincia statunitense. Cerchiamo di offrire una visione democratica varia, con film di altissima qualità sull'oggi. Certo ci saranno conflitti, ma promuoviamo anche quelli, oltre che alla pace e all'accoglienza della diversità. So good evening, everyone. Pordenone Docs Fest is trying to tell the world. So over 5 days, we'll be traveling through the whole world, from the Gaza Strip to the Land of Fire, North Korea to Iraq, from Malaysia to the deep American province. So we try to provide a varied and democratic vision with very high quality films on modern times.
you will definitely see some conflicts, but we are always trying to promote peace and diversity. Abbiamo 28 anteprime internazionali, alcune che sono passate dai più blasonati festival internazionali. Sono molte le opere dei giovani e delle giovani capaci di un cinema innovativo. Gli archivi poi, quelli storici e familiari, sono molto spesso fonte di innovativo cinema e fonte di ispirazione per gli autori e le autrici. Il festival affronta i temi come l'ecologia, i legami familiari, la maternità, la polarizzazione della società e crisi dei diritti LGBTQI+, sempre con originalità. Ad esempio, abbiamo un concerto punk di una band malese e un provocatorio film cubano e altoatesino insieme. We will screen 28 international premieres. Many of them received many awards in the major festivals worldwide. There are many works by young professionals who can make innovative cinema. Historical and family archives are often a source of inspiration for them. The festival deals with different topics such as ecology, family connections, maternity, the polarization of American society, and the crisis of LGBTQI+ rights, always in a very original way. For example, we also have a concert by a Malaysian band and also a very provocative film made from Cuba and South Tyrol together. Sono visioni libere e varie di giovani e giovani autrici, autori e giovani autrici, e sono affiancati però da sguardi di grandi registi nelle nostre retrospettive o da quelli dei nostri giurati che sono protagonisti anche delle masterclass. Abbiamo Roberto Minervini, che è stato premiato all'ultimo Festival di Cannes per la miglior regia con I Dannati, Martina Parenti, che ha vinto insieme al compagno il miglior premio, la miglior regia all'IDFA, il documentario internazionale, il Festival internazionale del documentario di Amsterdam, e Saraf Gayer, una montatrice, un'eccezionale ricercatrice d'archivio, che è fresca d'esordio alla regia con il film che è stato all'ultimo Festival di Locarno. So these are free and varied visions of young artists, and they are coupled by the works of great filmmakers with retrospectives, or by the works of our jury members who are also leading masterclasses. Roberto Minervini, who was awarded as the Best Director at the latest Cannes Film Festival, Martina Parenti, Best Director at the latest HIDFA Festival in Amsterdam, and Saraf Gayer, who is a wonderful editor and archival researcher. And she has just presented a first film as a director at the Locarno Film Festival. Il festival si rivolge al futuro con omaggi a talenti innovativi, come Adele Tulli per esempio, ma crea o offre podcast, cura spazi VR con la realtà virtuale, laboratori per studenti e studentesse. Vivremo una festa per gli occhi, cerchiamo di far sì che i documentari diventino per il nostro amato pubblico, voi, strumenti per comprendere un mondo complesso. Questo festival ovviamente non sarebbe possibile se non grazie al sostegno di molte istituzioni, prestigiose e sempre più importanti, in primis quella del Parlamento europeo. The festival is looking at the future and is paying tribute to innovative talents such as Adele Tulli. It also offers and provides podcasts, virtual reality spaces, and workshops for students. So it's going to be a party for our eyes, your eyes. We want documentaries to become tools to understand the complex world for our beloved audience, as in you. So this festival would not be possible without the support of many prestigious institutions, first and foremost the European Parliament. Cari amiche e cari amici del Pordenone Docs Fest, mi dispiace un sacco non poter essere con voi in presenza, ma lo sapete, purtroppo siamo impegnati a Strasburgo in sessione plenaria questa settimana, ma vi voglio intanto ringraziare per questa nuova edizione pensata e realizzata con il vostro consueto sguardo attento sul mondo e anche sui suoi mutamenti. Il vostro lavoro quotidiano e costante intorno all'immagine e alla sua forza diviene un volano di dialogo e di pace, di ricerca e di analisi del presente, di inchiesta, ma anche di consapevolezza nei confronti di un'opinione pubblica che troppo spesso
si volta dall'altra parte. I tempi che viviamo sono complessi, la guerra sembra essere tornata l'unica moneta di scambio tra i popoli, siamo alla vigilia di una grande stagione di incertezze dove lo scontro tra autocrazie e democrazie si è instaurato nelle nostre società e appuntamenti come il vostro sono ancora più importanti, ancora più decisivi per riportare invece al centro dell'attenzione la riflessione sul bene comune. Noi abbiamo bisogno di uscire dal tunnel della polarizzazione digitale e di tornare alla realtà, di tornare a percorrere le vie e i posti del mondo dove la nostra umanità si dispiega. Abbiamo bisogno di un cinema che con forza mostri e sveli la profondità delle cose. Grazie anche per questo lavoro non semplice che voi riuscite a svolgere davvero molto bene. La dimensione internazionale della vostra manifestazione sta crescendo sempre di più ed è un vanto, un orgoglio per il nostro paese e anche per la nostra Europa. E a nome di tutto il Parlamento europeo, che come sapete ha dato il patrocinio al Docs Fest, io voglio ancora una volta ringraziarvi per la vostra dedizione, ringrazio in particolare il direttore Riccardo Costantini e vi auguro il miglior successo per questa edizione del festival. A presto e grazie a tutti e a tutti. Il festival si svolge grazie al sostegno di Europa Cinema, del Ministero della Cultura e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che è sempre al fianco di Cinema Zero nelle costanti sfide di aggiornare l'offerta culturale, di essere sempre di più un polo d'eccellenza per il documentario. In rappresentanza dell'amministrazione invitiamo accanto a noi Markus Maurmeier, consigliere regionale. So the festival is made possible thanks to the support of Europa Cinemas, the Ministry of Culture and the Autonomous Region of Friuli Venezia Giulia, which has always been working together with Cinema Zero in its constant challenges to provide an innovative cultural offer and to be an excellence for documentary films. So we'll now give the floor to the Regional Councillor Markus Maurmeier. Grazie mille, porto con piacere e saluto da parte dell'intero Consiglio regionale in quanto la delega da parte del Presidente Mauro Bordin, che è innanzitutto un plauso, un ringraziamento a quello che è il lavoro svolto da un gruppo di appassionati che attraverso il cinema ha rappresentato una delle culle, l'ho detto anche in presentazione, di quello che poi è diventato il risultato finale, ovvero il riconoscimento per Pordenone della capitale italiana della cultura. Credo che Cinema Zero possa rivendicare legittimamente il fatto di essere tra quelle realtà che ha fatto in modo che la cultura si radicasse in un territorio in cui si guardava molto di più al lato, come ha detto il sindaco di Pordenone, ai Ischei, e c'è stato chi ha pensato che la cultura dovesse alimentare anche altro. Allora credo che Cinema Zero abbia questo merito e la rassegna di oggi ne è una dimostrazione, utilizzando uno strumento che sta diventando sempre più importante, quello dei documentari, che permette a tutti quanti noi di poter riflettere, di approfondire, di scoprire anche punti di vista che possono essere divergenti, come la stessa impostazione che viene data da parte di Costantini e di tutto il suo gruppo vuol far emergere, perché quello che apprezzo è che nel loro lavoro c'è la ricerca dei vari punti di vista. Poi sta a noi farsi un'opinione, un'idea e cercare di tenere sempre le orecchie e gli occhi aperti, soprattutto per far ragionare il cervello. Quindi grazie per il vostro lavoro. Thank you very much to everyone, and on behalf of the Regional Council and of its President Mauro Bordin, I want to welcome you all. Thank you very much to the to this group for the work made. This is a group made by passionate people, and thanks to their work and thanks to the focus that they have on cinema, they contributed to having Pordenone as the future Italian capital of culture in 2027.
So Cinema Zero has really made a very important contribution to make culture thrive here in Pordenone. Actually, in the past, it was a city that was more focused on economy and money. But the Docs Festival bears witness to the importance of culture in a world where documentaries are becoming increasingly important because they make the audience discover new perspectives and new points of view. And I really appreciate the fact that the audience here can understand different points of view. This is key and for us, and then it is up to us to make our own opinion and to make our brains think. So thank you for what you're doing. Accanto alla Regione Friuli Venezia Giulia c'è altrettanto da sempre il Comune di Pordenone. Se ora il festival ha anche una nuova casa che avete dimostrato di gradire molto anche stasera, lo Spazio Zero, e che inaugura effettivamente le sue attività culturali con il festival, si deve certamente alla collaborazione con questi enti. Per questo invitiamo accanto a noi Morena Cristofori, assessore alle attività produttive del Comune di Pordenone. So the municipality of Pordenone has always been working with us together with the region of Friuli Venezia Giulia. Now the Docs Festival has a new house, Spazio Zero, which is inaugurating its cultural activities these days with this festival. And this has been made possible thanks to the collaboration with the region and with the municipality of Pordenone. So I will now give the floor to Morena Cristofori, Councillor for Production Activities of the municipality of Pordenone. Grazie, buonasera a tutti. Porto con piacere i saluti dell'amministrazione e con piacere ringrazio nuovamente il direttore e tutti coloro che stanno collaborando veramente al successo di Cinema Zero. Cinema Zero è una realtà che è veramente scoppiata negli ultimi tempi, è scoppiata facendo cultura. Pordenone fa cultura veramente in ogni luogo. Oggi ho partecipato all'inaugurazione di uno strumento di cultura che veramente è molto interessante, anche se sembra un progetto minimale, che è quello della distribuzione dei libricini vicino ai distributori di bevande. Questo rappresenta il fatto di come si fa cultura, di come sia importante in ogni luogo, in ogni situazione la cultura per Pordenone. Poi vorrei far notare un'altra cosa, che nei documentari non è facile fare cultura, fare spettacolo con i documentari, perché nei documentari non recitano attori, recita la realtà. Quindi non è facile ed è veramente un merito di questa rassegna aver recuperato dei documentari fondamentali. Non è facile perché i documentari, ripeto, sono la realtà. Recita la realtà, recita il pragmatismo. Questo pragmatismo che ci ha fatto vincere il titolo di capitale italiana della cultura. E la cultura, e il cinema, è quello che noi abbiamo messo in piedi col sistema Pordenone, che fa cultura in ogni luogo. Ora, il turismo, la cultura non è solo, ovviamente, l'ho detto più volte, e all'inizio sembrava un'affermazione troppo grande, e cioè la cultura non è fatta solo dei monumenti che si sgretolano, è fatto di questo. È la cultura nostra di Pordenone, del lavoro, della produttività, della cultura in ogni luogo e da ogni situazione. Io ringrazio per aver dato a tutti uno strumento importantissimo e questi documentari ci rappresentano la realtà. Grazie per averli scelti, grazie per aver creato un nuovo modo di fare cultura, la nostra, quella di Pordenone. Grazie a tutti. Thank you and welcome on behalf of the municipality of Pordenone. Thank you to the director and to all those that made the success of this festival possible and the success of Cinema Zero possible. Actually, Cinema Zero has been booming in the past few years because it makes culture. And it really contributes to the thriving of culture here in our province. Today I participated in a very nice initiative, in a very nice project, as in we are now in Pordenone distributing books next to vending machines. This is yet another way for us to make culture. It's not easy to make a show and to show things in a documentary because actually a documentary is reality. There are no actors playing. But this festival has shown that this is possible. Tourism and culture is not just about monuments.
it's also this festival, it's also a new way to make culture. So we want to thank Cinema Zero and Pordenone Docs Fest for that. Ringraziamo anche i tanti e importanti partner privati che sono da tempo vicini a noi, condividono con noi delle visioni e dei valori. Servizi CGN, Cooperativa Itaca, l'Ordine dei Giornalisti, il Consiglio Nazionale. Poi una lista di collaborazioni e di sostegni che è lunga e articolata. Ringraziamo tutti coloro che a vario titolo hanno reso possibile la realizzazione di questo festival. We also want to thank all the private partners that have always been collaborating with us, sharing our values and visions. We want to thank CGN Servizi, Cooperativa Itaca, the National Council of the Journalists Association, and then there are many other entities that have been collaborating with us. We want to thank them all for what they have been doing and for making this festival possible. Da molti anni una partecipazione costante è quella della Fondazione Friuli, che sostiene le nostre attività. Il supporto è intenso e partecipe, e lavorare con loro al nostro fianco per obiettivi e strategie culturali di eccellenza è un onore e un piacere. Ringraziamo dunque anche il direttore Luciano Nonis, che è oggi qui nel pubblico con noi. For many years, Fondazione Friuli has been supporting our activities, very strong support to us. It is really a pleasure to work with them and to share cultural strategies and values. So we want to also thank its director, Luciano Nonis, who is here in the audience with us. Avete sentito già delle note arrivare dal camerino, ci siamo. Dopo le proiezioni tutte sold out di oggi pomeriggio, la consegna emozionante del premio Images of Courage, eccoci con uno spettacolo in prima assoluta. Malcolm X, a 100 anni dalla nascita e a 60 dalla morte, rappresenta ancora un paladino dei diritti, diritti che a tutt'oggi sono ancora minacciati. È una suite eccezionale, con una colonna visiva costruita per l'occasione. So we're almost there. You've heard a few notes here of music in the background. After all the screenings of this afternoon that were sold out, and we have just delivered the award Images of Courage. Now we're going to start with a premiere show, Malcolm X, 100 years after his birth and 60 years after his death, who is still a champion of rights that today are still threatened. So you're gonna see an extraordinary show with a visual track that was built for the purpose. Lo spettacolo avviene in collaborazione con Fondazione On Movies, Archivio Nazionale dei Film di Famiglia, AMOD, Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio Democratico, con la Fondazione Cineteca di Bologna e con la Cineteca dello Stretto. Le ricerche iconografiche sono di Alessandro Marotto, il montaggio è di Tommaso Fabi, i disegni sono di Francesco Chiacchio. Hanno fatto davvero un lavoro eccezionale. E dunque è il momento di chiamare sul palco i nostri musicisti. È con piacere dunque che vi presento Francesco Berzatti, Giovanni Falzone, Danilo Gallo e Zeno De Rossi. So here are our musicians.